Dio d'amore, ancora in questo momento veniamo alla tua presenza. Per i meriti di Gesù Cristo tuo Figlio, Signore, vogliamo ringraziarti e benedirti ancora per questo giorno, per la vita che ci hai donato, per come tu ancora, Padre, in questo giorno, Signore, ci sostieni, ci proteggi e ci porti avanti secondo la tua grazia e la tua misericordia. E ancora in questo momento, Padre, applichiamo il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù Cristo. E proclamiamo e dichiariamo guarigione, liberazione, ovunque, oh Padre, la tua parola è predicata, ovunque il tuo nome è innalzato, Signore, e a te ancora in questo momento diamo tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Amen. Alleluia. Gioisci alla presenza di Dio ancora in questo tempo. Alleluia. C'è gioia nella presenza di Dio. La sua bellezza, mi vestire la giustizia e la redenzione, io canterò, ricambiò la mia tristezza con un canto di salvezza, lui mi ha dato la certezza che salvato so, io canterò. Al Re, Osanna, al Re, alleluia, al Re, Osanna, al Re, alleluia. Mi mostrò la sua grandezza, mi rapì la sua bellezza, mi vestì della giustizia e la redenzione, io canterò, ricambiò la mia tristezza con un canto di salvezza, lui mi ha dato la certezza che salvato so, io canterò. Al Re, Osanna, al Re, alleluia, al Re, Osanna, al Re, alleluia, al Re, Osanna, al Re, alleluia, al Re, Osanna, al Re, alleluia. Mi stupisco, mi meraviglio, un canto in onore a lui, non c'è niente di più glorioso, è il mio Re. Al Re, Osanna, al Re, alleluia, al Re, Osanna, al Re, alleluia. Mi stupisco, mi meraviglio, un canto in onore a lui, non c'è niente di più glorioso, è il mio Re. Al Re, Osanna, al Re, alleluia, al Re, Osanna, al Re, alleluia. Santo sei, Signore. Alleluia. Osanna al Re dei Re, al Signore dei Signori.
Lodate l'Eterno, voi nazioni tutte, celebratelo, voi popoli tutti, poiché grande è la sua benignità verso di noi e la fedeltà dell'Eterno dura per sempre. Alleluia. Sì, Signore, la tua fedeltà, la tua bontà dura per sempre. E noi siamo qui, oh Padre, riconoscenti a te, Signore, e vogliamo innalzare il tuo nome, vogliamo lodare te, Signore, unico e solo Dio. Amen. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Amen. Diamogli lode e gloria. Alleluia. Santo sei, Signore. Traguardo vedo già, ci saranno prove ma la vittoria arriverà, l'amore tuo canterò, quando vedo Gerico, le sue mura intorno a me, quanti dubbi nel mio cuore, Dillo con forza. l'amore tuo canterò, per sempre ti loderò. Il gigante cadrà, il monte va giù, le catene Gesù hai spezzato tu, le bugie, le paure non ci sono più, no niente è possibile per te. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nella lotta spererò, Nella guerra, dillo. nella guerra non cadrò, ogni ombra svanirà, L'amore Gesù. l'amore tuo canterò, Per sempre. per sempre ti loderò. Il gigante cadrà, il monte va giù, le catene Gesù hai spezzato tu, le bugie, le paure non ci sono più, oh niente è impossibile. Il gigante cadrà, Dillo con il forza. monte va giù, le catene Gesù hai spezzato tu, le bugie, le paure non ci sono più. Oh, 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 oh. Con te. Oh, 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 oh. Tu grande sei, più alto sei, più forte sei, Gesù. Dillo. Hai vinto tu, sono libero, per sempre regni, Adoratori, Gesù. dillo. Tu grande sei, più alto hai vinto tu, sono libero. Per sempre. Il gigante cadrà. Il gigante cadrà. Il monte va giù, le catene Gesù hai spezzato tu, le bugie, le paure non ci sono più, no niente è impossibile per te. Oh, 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 oh. Con te. Oh, 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 oh. Per te. Oh, 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 oh. Con te. Oh, 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 oh. Grande sei Gesù. Alleluia. I giganti cadono. Amen. Le catene si spezzano. I miracoli avvengono quando stai nella presenza di Dio. Oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell'Eterno nella terra dei viventi. Spera fermamente nell'Eterno, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore, spera fermamente nell'Eterno. Sì, Signore, noi speriamo nella tua bontà. Vogliamo ancora in questo tempo vedere la tua bontà, oh Padre, sulla terra dei viventi, perché sappiamo, Spirito Santo, che la tua presenza
circonda il tuo popolo, Signore. E in questo momento, Padre, come è scritto nella tua parola, tu cerchi veri adoratori, Signore, che ti sappiano adorare in spirito e verità. Noi vogliamo aprire i nostri cuori alla tua presenza. Sì, perché speriamo in te, Signore, speriamo nella tua bontà. E per questo, Padre, vogliamo adorarti. Vogliamo esprimere, Signore, tutta la gratitudine attraverso questa adorazione, Signore. Ti adoriamo, Signore. Adoriamo il Signore insieme, amen. Adora la sua presenza questa sera. Adoralo. Egli è qui. Ed è qui per te questa sera. Spera di vedere la sua bontà ancora in questo tempo. Alleluia. Ti amo, Dio. La tua grazia mi sostiene. I giorni miei Sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi sveglio finché riposerò, io canterò della tua bontà. Tu da sempre sei fedele. Lui è sempre fedele, alleluia, dillo. Tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. Amo la tua voce, Dillo. mi hai guidato in mezzo al fuoco, Nel buio tu sei rimasto al mio fianco, ti conosco come padre e come amico mio, io canterò della tua bontà. da sempre Gesù. Tu da sempre sei fedele. Lascia ogni peso e dillo. Tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. Tu da sempre Gesù. Tu da sempre sei fedele. Sempre Gesù. Tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e corre verso me. Alza le tue mani e dillo. La tua bontà mi segue e corre verso me. Vuoi arrendere la mia vita a te, ti dono ciò che ho. La tua bontà mi segue e corre verso me. Dillo. La tua bontà mi segue e corre verso me. La tua bontà mi segue
canterò della tua bontà. Io canterò della tua bontà. Io canterò della tua bontà. Io canterò della tua bontà. Tu da sempre sei fedele. Dillo, Signore. Tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. Alleluia. Sì, Signore. Tu da sempre sei fedele, Signore. Tu non vieni meno alle tue promesse, Signore. Noi siamo certi e sicuri che ancora in questo tempo, Padre, vedremo ancora la tua bontà essere riversata sulle nostre vite, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, perché tu sei fedele, Signore. Tu sei fedele, Signore, non vieni meno, Padre. Riconosciamo in te l'alfa e l'omega, il principio e la fine, Signore. E nessuno può fare le cose come quelle che fai tu, Signore. A te, oh Dio, spetta la lode in Sion e saranno adempiuti i voti davanti a te. A te che esaudisci la preghiera verrà ogni creatura. I peccati mi avevano sopraffatto, ma tu provvedi il perdono per le nostre trasgressioni. Beato l'uomo che tu scegli e fai avvicinare a te, perché abiti nei tuoi cortili. Noi saremo saziati di beni della tua casa, delle cose sante del tuo tempio. Sì, Signore, ancora in questo momento siamo nella tua casa, siamo nella tua presenza e vogliamo essere saziati, oh Padre, di quella bontà meravigliosa, del tuo amore, Signore. Vogliamo essere saziati del tuo Spirito Santo. Scendi con potenza nel nostro mezzo, Signore. Intervieni, oh Padre, nelle nostre difficoltà, nelle nostre avversità. Abbiamo bisogno di te, Signore. Guarisci, Signore. Libera ancora in questa sera. Nel nome di Gesù Cristo, alleluia. Ti adoriamo, Signore. Ti adoriamo, Gesù, alleluia. Adoriamo il Signore, amen. E mentre lo adori, la tua preghiera arriva davanti al trono della grazia. La tua preghiera arriva davanti al Dio Onnipotente, colui che può ogni cosa, ed Egli può intervenire nella tua vita. Credi e vedrai la gloria di Dio. Alleluia. Non riesco più a vedere la via davanti a me oscura e piena di dolore. Oh sì, Dillo. io mi arrendo a te. Altro luogo, Gesù. Altro luogo non ho che ai tuoi piedi, Signore. Oh sì, perdonami, ho sbagliato ancora verso te. Riaccendi una luce, riaccendi il tuo amore, riaccendi il tuo spirito, ricrea tutto nuovo in me, lavami ancora col tuo sangue, Signore, con quel sangue che ancora
fai donna. Riaccendi una luce, riaccendi il tuo amore, Riaccendi il tuo spirito, ricrea tutto nuovo in me, lavami ancora col tuo sangue, Signore, con quel sangue che ancora può lavare il mio cuore. Riaccendi quella luce, riaccendi una luce, riaccendi il tuo amore, riaccendi il tuo dillo, spirito, ricrea tutto nuovo in me, lavami ancora, con tuo sangue, Signore, con quel sangue che ancora può lavare il mio cuore. Riaccendi quella luce, Signore, riaccendi quella luce, Signore, riaccendi quella luce, Signore, riaccendi quella luce, Alleluia. Sì, Signore. Il Signore non spegnerà il lucignolo fumante e non frantumerà la canna rotta. Ma questa sera il Signore vuole fare qualcosa di meraviglioso. Vuole risanare la canna rotta e vuole che quel lucignolo torni ad essere infiammato dalla presenza e dallo Spirito Santo. Alleluia. Io canterò all'Eterno finché avrò vita, canterò le lodi al mio Dio finché esisterò. Fratello mio, sorella mia, se noi esistiamo è per dare lode e gloria al nostro meraviglioso Signore. E ancora in questa sera, Padre, i nostri cuori, Signore, oh Padre, sono ricolmi di gioia perché siamo nella Tua presenza e siamo qui per offrirti, Signore, tutto il nostro cuore, tutta l'adorazione che Tu meriti, Signore, perché in Te, oh Padre, solo in Te c'è pace, tranquillità, serenità, c'è gioia e gioia a sazietà. Adora, perché il Signore è qui. Alleluia. La Tua presenza, Signore, è meravigliosa, Padre. La Tua presenza, Signore, ci dona nuove forze. La Tua presenza, Padre, ristora i nostri cuori, Signore, e abbiamo gioia, Signore. Gioia a sazietà. Alleluia. Sei meraviglioso, Signore. La Tua presenza è meravigliosa, papà. Alleluia. Gloria a Te, Signore. Con te, nella tua presenza, nella tua presenza sarò. Hai scelto la parte migliore, stare nella presenza di Dio. E qui, Alleluia. nella tua gloria, mostrati ancora a me. Voglio sempre più di te. Voglio sempre più di te. ti loderò, Gesù, con tutto il cuore.
degno e grande sei, Signore. E ancora in questa sera, Padre, abbiamo scelto la parte migliore, Signore, quello di stare nella Tua presenza, di stare al Tuo cospetto, Signore. E vogliamo ringraziarti ancora per questo momento, per come Tu ci onori con la Tua presenza, Signore. Ma ancora i nostri cuori, oh Padre, sono rivolti a Te. E mi sento di dire con tutto il cuore: l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo le acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quant'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché Tu sei con me, il Tuo bastone e la Tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni, sì, Signore. Per lunghi giorni, finché avrò vita, Signore, voglio stare nella Tua presenza per lodarti, per adorarti, per ringraziarti per quello che Tu sei, per quello che Tu fai, oh Padre. E ancora in questa sera, Signore, a motivo della Tua bontà e del Tuo immenso amore, oh Padre, vogliamo mettere davanti al Tuo trono queste richieste di preghiera, sapendo per certo e sicuro, Padre, che Tu sei colui che sana, libera, guarisce. E ancora in questa sera, oh Padre, con un solo cuore e una sola mente, vogliamo pregarti ancora per Gabriele, per Naomi, per Giulia. Ti preghiamo, Signore, oh Padre, stendi la Tua mano affinché ci sia guarigione completa nel nome di Gesù Cristo. Ancora per Antonio, Enza, Lello, Gabriele, per queste famiglie, Signore, ti chiediamo protezione, benedizione, unzione, salvezza nel nome di Gesù. Ancora Azzurra davanti al Tuo trono, Signore, stendi la Tua mano e intervieni nella sua vita, Signore. Ancora Gigi davanti a Te, Signore, opera con potenza e gloria secondo il Tuo immenso amore. Ancora per i nostri figli non convertiti, per i nostri mariti, per le nostre mogli non convertite, Signore, stendi la Tua mano, che la Tua parola possa toccare il loro cuore ancora in questo tempo, Signore, e che il loro cuore, oh Padre, si possa piegare a Te, Signore. Ancora il pastore Sergio davanti a Te, Margherita davanti al Tuo trono, ungili, riempili della Tua presenza ed usali per la Tua gloria. Ancora Angel per guarigione nel corpo. Signore, qualsiasi cosa sta attaccando questo corpo, noi la debelliamo nel nome di Gesù Cristo, proclamando, dichiarando guarigione nel nome di Gesù. Ancora Rosalinda davanti a Te per influenza, Signore, che questa influenza sia seccata nel nome di Gesù Cristo. E ancora, Padre d'amore, Camillo davanti a Te, Lello, Andrea, Raffaele, la sorella Patrizia, ancora Vittorio, Michele e quanti ancora, Padre, sono davanti al Tuo trono e ti chiedono, Signore, di stendere la Tua mano. Ti preghiamo, Signore, porta a compimento questa guarigione, manifestando ancora una volta la Tua meravigliosa gloria. E ancora, Padre d'amore, mettiamo il prosieguo di questa riunione nel palmo della Tua mano santa. Ti preghiamo, Signore, parla ai nostri cuori attraverso la Tua santa e meravigliosa parola. Ungi il cuore del Tuo servo, Signore, ma soprattutto che i nostri cuori si aprano affinché possiamo ricevere il messaggio che scende dal cielo. E a Te, Padre d'amore, vogliamo dare tutta la lode, la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. A Te la gloria, Signore. A Te l'onore, Gesù. Amen. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Alleluia. Se non c'è nessuno, possiamo prendere l'offerta. Ok, allora prendiamo l'offerta. Amen. Ci prepariamo per l'offerta. Alleluia. Preghiamo anche per l'offerta. Padre Santo, ancora in questo momento, Signore, veniamo davanti al Tuo trono e vogliamo ringraziarti, oh Padre. Oh Signore, per queste offerte che diamo a Te con tutto il nostro cuore, Signore. Grazie per come Tu ci dai l'opportunità di dare, Signore. E noi vogliamo dare per l'avanzamento del Tuo regno. E ancora in questo momento ti preghiamo di benedire il Tuo popolo, la Tua eredità, Signore. Prenditi cura, oh Padre, di chi ne ha il bisogno. E a Te diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. La fine, tutto è in mano a Te, come una nuvola, la Tua presenza è qui, riempi questo luogo di Te.
Alleluia, vogliamo fare un applauso al Signore, amen. A te la gloria, Signore. La tua nuvola è in questo luogo questa sera. Siamo immersi nella nuvola, nella presenza di Dio, amen. E ancora possiamo dire, Signore, parla ai nostri cuori. Il tuo popolo ti ascolta, amen. Alleluia. Alleluia, pace a tutti e pace anche a coloro che ci seguono da casa. È sempre una gioia, fratelli cari, e un onore essere nella casa di Dio. Io penso che quando ci sono i servizi di culto non potremmo essere in un altro luogo, perché è qui che noi troviamo riposo, ristoro, è qui che veramente il Signore ci fa riposare. Ma questo è il vero riposo, fratelli cari, non quello che tra poco tutti andremo a dormire e quindi riposando fisicamente. Io parlo del riposo dell'anima che Dio dona a tutti noi quando siamo nella sua casa, alla sua meravigliosa presenza. In questa sera, fratelli cari, vogliamo subito passare alla parola di Dio e prendiamo il libro degli Atti, al capitolo 16, dal versetto 6 al 10 e poi dal 25 al 40. Libro degli Atti, capitolo 16. Alleluia, grazie papà, grazie Signore, sei meraviglioso Padre. Se abbiamo preso, fratelli cari, vogliamo far sbocciare questi fiori e vogliamo pregare insieme. Alleluia Signore. Caro Padre, ancora in questo tempo, Signore Dio, noi siamo gioiosi, rallegrati di essere nella tua casa. E in questa sera vogliamo offrirti veramente tutto il nostro cuore, ma un cuore in questa sera che vuole ricevere il prezioso consiglio della tua parola. Noi ti ringraziamo, papà, per come in questa sera tu ci fai meditare questa preziosità che hai messo nelle nostre mani, per darci ancora consiglio, ma soprattutto per darci una via d'uscita in ogni difficoltà che noi attraversiamo. Ti diciamo grazie con tutto il cuore e ti prego come sempre, Padre, di ungere il mio cuore e le mie labbra affinché ogni mia parola non sia mia ma sia secondo la tua volontà. E ti ringrazio, Padre, ancora per l'onore, il privilegio e la grazia che mi doni, Signore, di poter ministrare questa parola e di poterla condividere insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle. Grazie di vero cuore in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Allora leggiamo insieme, fratelli cari, dal capitolo 16, dal versetto 6, dice così questa parola. Mentre attraversavamo la Frigia e la regione della Galazia, furono impediti dallo Spirito di annunziare la parola in Asia. Giunti ai confini della Misia, essi tentarono di andare in Bitinia, ma lo Spirito non lo permise loro. Così, attraversata la Misia, discesero a Troas. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva: passa in Macedonia e soccorrici. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. Saltiamo, fratelli cari, andiamo al versetto 25. Continua questa parola. Verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio e i prigionieri li udivano. Improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse. In quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Il carceriere, destatosi e viste le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui. E chiesero un lume, egli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: Signore, cosa devo fare per essere salvato? Ed essi gli dissero: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Poi essi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua, ed egli li prese in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe, e lui e tutti i suoi furono subito battezzati. Condottoli quindi in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia di aver creduto in Dio. Fattosi giorno, i pretori mandarono i littori a dire al carceriere: lascia liberi quegli uomini.
Il carceriere riferì a Paolo queste parole: i pretori hanno mandato a dire che siete liberi, quindi uscite e andate in pace. Ma Paolo disse loro, dopo averci pubblicamente battuti senza essere stati condannati in giudizio: noi che siamo cittadini romani ci hanno gettati in prigione e ora ci fanno uscire di nascosto? No, davvero. Vengono loro stessi a condurci fuori. I lettori riferirono queste parole ai pretori ed essi, quando udirono che erano cittadini romani, ebbero paura. Ora essi vennero e li pregarono di scusarli e, condottoli fuori, chiesero loro di lasciare la città. Allora essi, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li consolarono e poi partirono. Fin qui la parola di Dio. Penso che è una storia che tutti conosciamo, ma è una storia che tutti noi potremmo vivere continuamente. È successo all'Apostolo Paolo con il suo compagno di viaggio, che in questo caso è Sila. E vedete, a causa dell'Evangelo dice la parola di Dio che questi uomini si trovano in una seria difficoltà. Io anche ieri dicevo quasi le medesime parole, nel senso che a volte seguire il Signore e testimoniare di Gesù a volte ci procura dei problemi, delle difficoltà. Io mi ricordo, penso ognuno di voi abbia attraversato questa problematica, questa difficoltà, che quando ci siamo diciamo convertiti, ma abbiamo conosciuto la grazia del Signore nella nostra vita, penso che sia capitato che ognuno di noi ci ha, primariamente è stata la famiglia, ad allontanarci. Penso che è successo un po' a tutti noi, perché credere in Gesù, fratelli cari, e fare la volontà di Dio a volte non è semplice, perché proprio coloro che ti stanno vicino, che ti sono più cari, sono quelli che ti giudicano, ti oltraggiano, ti dicono delle brutte parole per dire che tu hai lasciato quello che era la comunione con loro, e quindi in qualche modo ti ritrovi da solo. All'inizio della mia conversione, fratelli cari, anch'io con un cuore gioioso, allegro, che Dio aveva toccato il mio cuore, e dopo essere stato battezzato, proprio come dice questa parola, di aver conosciuto il Signore e quindi aver testimoniato nelle acque battesimali la mia fede in Gesù, dopo solo 2 mesi arriva una tempesta enorme nella nostra famiglia che divide un po' tutti. Divide me, mia moglie, i miei piccoli figli dalla famiglia di mia moglie, che eravamo legati in modo incredibile. Però arrivò questa divisione che portò una sofferenza incredibile nella nostra vita. Ma in quel tempo, fratelli cari, per amore di Gesù, io scelsi di non seguire il resto della famiglia di mio suocero, con una famiglia enorme, grandissima, e rimasi là dove il Signore mi aveva chiamato. E io pensavo e pregavo, e dicevo: Signore, tu hai fatto grazia alla mia vita, noi ti abbiamo conosciuto, abbiamo testimoniato nelle acque battesimali tutti, ma ad un certo punto arriva una tragedia incredibile, una divisione enorme, non si ci parlava più. Non vi dico tutta la storia, ma per dire, fratelli cari, che a volte scegliere e fare la volontà di Dio non è semplice. Qui Paolo, abbiamo letto qualche passaggio prima, che è stato un uomo che si dava da fare sempre. Lui, la sua gioia, dopo aver dato il cuore al Signore, quando il Signore l'aveva toccato sulla via di Damasco, lui non aveva requie, non si riposava. Lui continuamente, fratelli cari, voleva annunciare questo Evangelo meraviglioso che trasforma le vite a tante anime. E non si dava riposo. Lui continuava a fare viaggi, andava di qua, andava di là. E sapete meglio di me che quest'uomo ha incontrato 1000 difficoltà, proprio dalla sua stessa famiglia, dal suo popolo. Lui dirà in qualche lettera che è stato calato giù da un cesto, è stato frustrato, ha fatto un naufragio, qualcuno lo voleva uccidere. Cioè, quest'uomo ha passato di tutto di più, pur, fratelli cari, per aver scelto di seguire e fare la volontà di Dio. E qui in questo passaggio, fratelli cari, noi ci accorgiamo che quest'uomo, proprio guidato da Dio, come a volte facciamo noi chiediamo sempre, fratelli cari, e vi chiedo sempre di fare così,
Poi Dio sa di chiedere qualsiasi cosa noi dobbiamo fare, intraprendere qualsiasi viaggio, qualsiasi cosa, anche nell'ambito lavorativo, noi dobbiamo sempre chiedere la guida dello Spirito Santo. Perché a volte, fratelli cari, per quanto le nostre intenzioni sono buone, sono costruttive, ma tante volte, fratelli cari, noi veniamo meno. Quella volontà che noi pensiamo essere la volontà di Dio non lo è. E a volte, fratelli cari, ci troviamo in seria difficoltà. In questo passaggio della parola di Dio ci accorgiamo che l'Apostolo Paolo insieme a Sula si trovano in una difficoltà oggettiva. Il Signore sta operando in modo meraviglioso. Chi conosce qualche passaggio prima, il Signore veramente sta accompagnando questi suoi servi con segni, miracoli e prodigi. E dopo aver liberato una donna da uno spirito di pitone, si ritrovano, fratelli cari, in prigione, dice la parola di Dio. Ma come abbiamo letto, dice la parola che Paolo è stato avvertito, in questo caso avvertito in visione, che mentre lui pensava di andare in un certo posto, lo Spirito Santo gliel'ha vietato. Mentre pensava di andare in un altro posto, lo Spirito Santo gliel'ha vietato, mentre durante la notte il Signore lo visita attraverso una visione per indicargli laddove si deve recare. E gli fa capire che bisogna recarsi in Macedonia perché lì c'è una necessità, c'è un popolo che grida aiuto a Dio. E Dio manda il suo servo, fratelli cari. Tante volte anche noi, fratelli cari, noi pensiamo di intraprendere un cammino, una strada che Dio ha messo nel nostro cuore, che lo Spirito Santo ci ha indicati. E noi con gioia, con veramente allegrezza nel cuore, camminiamo, andiamo sapendo che Dio ha messo qualcosa nel nostro cuore. Andiamo, ci muoviamo, fratelli cari. Ma poi ad un certo punto ci accorgiamo che mentre il Signore ci accompagna, mi sembra che questa grazia di Dio, questa presenza di Dio ci abbandona ad un tratto così, subitaneamente. E anche qui vediamo, fratelli cari, che mentre questi uomini stanno facendo un'opera meravigliosa, che Dio li accompagna, ma si ritrovano in prigione. E io penso, fratelli cari, che quando ognuno di noi si trova in serie difficoltà, che possono essere tante, diversificate, in una malattia, in una prigione, angosciati forse da tante situazioni, per la conversione di un figlio, di una moglie, per la strada cattiva intrapresa da un parente, da un familiare caro. Cioè tutte queste cose, ne potrei elencare tantissime, ma tutte queste cose ti portano un'ancora al cuore, ti portano una sofferenza. E allora tu ad un certo punto dici, ma il mio Dio, se io mi trovo in tutto questo, ma il mio Dio dov'è? Dove sta il Signore? Io convinto, certo, che il Signore mi accompagnava, mi guidava in questo viaggio. Allora, fratelli cari, anche Paolo e Sila si trovano in questa situazione. E dice la parola di Dio che si trovano in carcere. Vedete, non fanno come Marta e Maria. Vi ricordate il passaggio di Marta e Maria? Ce lo ricordiamo un attimo insieme. C'è la dipartita di Lazzaro, mandano a chiamare Gesù e succede una cosa, fratelli cari, che noi dobbiamo imparare insieme. Quando arriva Gesù dopo 4 giorni, perché Dio deve mostrare la sua gloria per risorgere Lazzaro, gli va incontro prima Maria e gli dice, Signore, se tu fossi stato qui. Vi ricordate queste parole? Poi il Signore continua a camminare, esce anche Marta e qualcuno pensa che Marta va a piangere sul sepolcro. E Marta, fratelli cari, dice le stesse cose che ha detto Maria. E dice, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. C'era un accordo. Ma un accordo, fratelli cari, non per la gloria di Dio, non un accordo fiducioso. C'era un accordo che era un po' come i 2 discepoli sulla via di Emmaus. Si raccontavano le tragedie, le problematiche, ma non guardavano oltre. Marta e Maria nella casa sicuramente si stavano lamentando che il Signore non fosse arrivato, in tempo. E vedete, il pensiero delle 2 donne era un pensiero d'accordo, ma anche se era un pensiero negativo. Ascoltatemi, fratelli cari. Lì c'era un pensiero negativo perché tutte e 2 le donne avevano questo pensiero, erano d'accordo che il Signore non era arrivato in tempo per risorgere Lazzaro. Qui, fratelli cari, vediamo un pensiero diverso, anche un pensiero diverso rispetto ai 2 discepoli sulla via di Emmaus, che il Signore gli dovette aprire gli occhi e il cuore
nel dire attraverso la sua parola, ma non era scritto quello che doveva succedere, che dopo 3 giorni il Cristo e il Messia sarebbe risorto? Perché, fratelli cari, c'è un accordo negativo, c'è un accordo che non guarda oltre. Se il mio fratello e la mia sorella viene vicino a me perché c'è una difficoltà, una problematica, ed è in quel tempo depresso, ansioso, preoccupato, e quindi mi parla in modo negativo, io o tu o qualcun altro, io non posso accordare il suo pensiero, io devo incidere nel suo cuore e immettere fiducia, a dire non preoccuparti perché Dio opererà, ti aiuterà, interverrà. Io non posso avere questo pensiero negativo che possa di comune accordo farmi dubitare di Dio. Mentre Marta e Maria avevano lo stesso pensiero, che il Signore fosse arrivato tardi, i 2 discepoli sulla via di Emmaus dicevano la stessa cosa. Qui, fratelli cari, 2 uomini si trovano in serie difficoltà, ma il loro pensiero, il loro cuore era diverso. Era diverso, perché non stavano lì, erano stati battuti, lapidati, dice la parola di Dio, frustrati, quindi anche sofferenti. Ma non erano andati in prigione e stavano lì a lamentarsi, a leccarsi le ferite. Forse si incoraggiavano gli uni e gli altri. Forse se Paolo era un po' giù di morale, era dispiaciuto, era forse angosciato, Sila forse lo rincuorava o viceversa. È questo, fratelli cari, che deve distinguere il popolo del Signore. Quando c'è una prova, una difficoltà, io non posso continuare a ricevere ed avere lo stesso pensiero negativo della sorella o del fratello che sta vivendo un momento particolare. Io lo devo esortare attraverso la parola di Dio a dire non preoccuparti, perché Dio interverrà, Dio ti porterà fuori da questa difficoltà. Anzi, ti dico di più, facciamo un canto al Signore insieme, innalziamo il nome di Dio. Questo, fratelli cari, è l'atteggiamento di una chiesa, di un popolo, di un credente, di una credente che nelle oggettive difficoltà che si possa trovare non si arrende, non si rattrista, non pensa che Dio l'abbia abbandonato in quella situazione. E qui, tornando alla parola di Dio, vediamo che Paolo e Sila si trovano in una situazione problematica, oggettiva, fratelli cari, rinchiusi in un carcere nella parte più profonda, legati a delle catene, e stanno lì, fratelli cari. Forse qualcuno si stesse lamentando in quella prigione, leccandosi le ferite che hanno ricevuto. No, loro sicuramente si sono guardati negli occhi e abbiamo detto: certo, ci troviamo in una prigione chiusa in 4 mura, con sicuramente un cancello davanti chiuso, quindi privando della loro libertà. Ma sapete cosa facciamo? Sapete cosa dissero in quella notte? Dice: no, non possiamo leccarci le ferite, non possiamo pensare che Dio ci ha abbandonati, ma facciamo una cosa, ci accordiamo. E il Signore dice nella sua parola: accordatevi e chiedete e vi sarà dato. Loro si sono accordati, fratelli cari, non si sono buttati la croce addosso gli uni agli altri, si sono accordati e cominciarono, dice la parola di Dio, a lodare il Signore con tutto il cuore. Perché vedete, quando si è nelle prove, nella difficoltà, fratelli cari, la cosa che ognuno di noi deve fare, deve lodare il Signore con tutto il cuore, con inni, cantici spirituali, dice la parola di Dio. Perché questo significa non essersi, fratelli cari, arresi a quella difficoltà che si sta vivendo, ma si ha fiducia, si ha speranza, si ha gioia che Dio possa intervenire. Questo deve essere una caratteristica che deve distinguere il popolo di Dio dal popolo che non è di Dio. Vedete, molti che ci conoscono, quando noi viviamo delle serie difficoltà come le vivono tutti, perché dice la parola di Dio che quando piove, piove sul giusto e sull'ingiusto. Sapete che cosa succede? Quando ti succede una problematica seria nella tua vita, che può essere un lutto o altro, gli altri ti stanno a guardare e ti osservano. Vogliono vedere il tuo modo di vivere in quel tempo che stai vivendo una difficoltà. Qual è? Ti osservano, ti guardano, a volte ti fanno anche delle domande. Dice: fammi vedere un po' quest'uomo, questa donna che mi parla sempre di Gesù, di questo Gesù meraviglioso che mette gioia, che opera, che cosa fa? È lì, fratelli cari, che noi dobbiamo fare la distinzione. Perché è vero,
Anche su noi possono capitare delle cose non buone, negative. Ma qual è la mia reazione? Qual è la tua reazione? Come stai reagendo a quello che stai vivendo in questo tempo? Come reagisci? La prima cosa è abbandonare la casa di Dio come fanno sempre. Molte volte quando ci sono delle difficoltà, la prima cosa è non andare nella casa di Dio. Tu chiami qualcuno, un fratello, una sorella, e dici: senti, ma non ti vedo in chiesa. E lui dice: ma io ho 1000 problemi. E cosa pensi di risolvere i problemi? Lontani dalla casa di Dio, lontani da Dio. I problemi si risolvono nella casa di Dio. Anzi, più ci sono problemi, più devi essere fervente e presente, perché questo testimonia la tua fede in Dio, la tua fede in Cristo, che tu non sei venuto meno, che tu non vieni meno. Il Signore dirà che anche quando noi dobbiamo digiunare, fratelli cari, noi dobbiamo apparire più belli, ci dobbiamo preparare, perché non dobbiamo mostrare agli altri che stiamo facendo un sacrificio, che non sto mangiando, sto digiunando, non sto bevendo. No, fratelli cari, noi dobbiamo avere sempre questa attitudine. E Paolo e Sila in questo contesto, fratelli cari, l'attitudine di lodare il Signore e ringraziare Dio non è cambiata. Non hanno visto le circostanze che stanno intorno a loro. Non vedere la circostanza che sta intorno a te e potrai pensare: come esco fuori da questa situazione. E cominci a pensare, a ripensare come poter uscire fuori da questa situazione che stai vivendo. Io ti do un consiglio e non è mio: non pensare più. Perché dice la parola di Dio che io non potrei fare un capello del mio capo bianco o nero con i miei pensieri, con le mie... Non potrei farlo, quindi non potrei risolvere le problematiche che vivo. Ma una cosa che posso fare è continuare a lodare il Signore come hanno fatto questi uomini, fratelli cari. Hanno lodato il Signore, hanno cantato, dice la parola di Dio, che i carcerieri si sono meravigliati. Perché è giusto così. Gli altri prigionieri, fratelli cari, hanno ascoltato che i 2 prigionieri messi nella parte più recondita di quella prigione non si stavano lamentando. Non stavano dicendo: siamo cittadini romani, non ci potete tenere qui. Non l'hanno detto. Forse molti si erano appellati al privilegio di averlo, ma Paolo e Sila, fratelli cari, non si lamentano. Il popolo di Dio è un popolo che non si lamenta, fratelli cari, perché si rifugia in Dio. Ha fiducia, fratelli cari. Io non devo mostrare agli altri le problematiche che sto vivendo per farmi compiacere dagli altri. Io le mie problematiche le porto al Signore, le porto a Lui, non per i miei fratelli o le mie sorelle. È buono dire qualcosa ai fratelli e alle sorelle affinché possano pregare, ma non devo mostrare un viso triste perché sto vivendo una difficoltà. Ma io devo avere gioia nel cuore, fratelli cari, quella gioia che nessuna cosa può rubare alla mia vita. E la prigione o qualsiasi problema io possa vivere, nessuno mi può rubare quella gioia che è nel mio cuore. Perché è una gioia non che viene da cose effimere, relative, passeggere. È una gioia, fratelli cari, che rimane nel tuo cuore. Perché Cristo è la nostra gioia, Gesù è la nostra gioia. E io non posso avere alternanze di umori, se sono triste o sono... Io ho questa gioia nel cuore che nessuno può rubarmi, qualsiasi difficoltà possa attraversare o vivere. E Paolo e Sila vivevano questo atteggiamento, fratelli cari. Vivevano questo. È proprio la gioia che era nel loro cuore, dice la parola di Dio, che lodavano il Signore e innalzavano canti a Dio. E dove tutti li ascoltavano e sicuramente si meravigliavano. E cominciavano a pensare: ma che cosa hanno questi qui che noi non abbiamo? Siamo nella stessa barca, ma come mai? Loro lodano il Signore, innalzano Dio e noi siamo qui tristi, pensando che qualcuno ci debba venire ad aiutare. Anche loro lo sapevano, ma quel qualcuno non era un uomo, fratelli e sorelle. Quel qualcuno che avrebbe di lì a poco, interagito con loro, era Dio. Perché se tu ti rivolgi a Dio, se tu ti rivolgi a Lui, se tu
Tu lodi il Signore anche nella difficoltà, nella sofferenza e nella prova. Tu aspettati che il Signore interverrà, non ti rimarrà in quella condizione. Il Signore non ci rimarrà in quella condizione. Questa deve essere la nostra fiducia, fratelli cari. Che se io continuo a lodare il Signore, non cambio atteggiamento, non cambio il mio modus vivendi di servire il Signore perché vivo una difficoltà, ma continuo a lodare il Signore, a pregare e ad avere fiducia, stai certo e sereno che Dio interverrà. Dio interverrà nella tua vita, non ti rimarrà in quella condizione, perché tu non hai gridato a un uomo, a un'autorità, tu hai gridato a Dio. Ed Egli, dice la parola di Dio, ti ha soccorso. Allora vedete la parola di Dio di questa sera. Questi uomini, fratelli cari, non cambiarono atteggiamento. Non cambiarono, fratelli cari, ma continuavano a lodare il Signore. E ben presto noi sappiamo che la risposta è arrivata. Perché dice la parola di Dio che è stato un gran terremoto, il Signore ha mandato un terremoto dove tutte le porte di quella prigione si sono aperte. E anche lì, fratelli cari, un altro miracolo. Perché io penso che tutti i prigionieri che stavano lì, avendo visto le porte aperte, sarebbero scappati tutti. Ma la libertà era per i suoi servi che avevano gridato a Lui. Tu grida, tu loda il Signore, non ti arrendere mai. Non far sì che la difficoltà che stai vivendo in questo tempo possa tappare la tua bocca, possa impedirti da lodare e innalzare il nome di Gesù. Non lo permettere mai al tuo nemico, ma canta sempre al Signore, canta a Lui, grida a Lui, perché certamente la risposta arriverà. E la risposta, fratelli cari, per questi suoi servi è arrivata, fratelli cari. Io penso sempre che ognuno di noi, fratelli cari, quando ci troviamo in serie difficoltà, cerca di trovare sempre una via di uscita, perché nessuno vorrebbe soffrire, nessuno vorrebbe rinunciare, nessuno vorrebbe che tutti i privilegi che abbiamo fossero tolti. Ma noi dobbiamo imparare, fratelli cari, una cosa importante nella nostra vita, che se io servo il Signore con i miei pregi o difetti, le mie mancanze, che se tu servi il Signore con i tuoi pregi, le tue mancanze, le tue difficoltà, le tue problematiche, ma se hai un cuore sincero, onesto, nel seguire il Signore e fare la volontà di Dio, non guardare adesso dove ti trovi, non lo guardare, ma guarda dopo quello che tu avrai attraversato, quello che accadrà nella tua vita se tu rimani fedele a Dio. Tu devi avere certezza nel cuore che l'Iddio che tu servi non ti lascia e non ti abbandona. E se stai attraversando un momento difficile, non perché Dio ti abbia abbandonato. Noi abbiamo una mente troppo piccola, un cuore troppo piccolo rispetto al cuore di Dio. Perché Dio per i suoi figli ha preparato sempre qualcosa di prezioso e meraviglioso. Ma io non posso vedere la gloria di Dio se non attraverso difficoltà. Oltre il deserto, certo, sicuramente c'è una città, c'è l'acqua, ci sono le palme, le sorgenti, tutto quello che volete. Ma prima c'è il deserto, fratelli cari, e quel deserto bisogna attraversarlo. E così fare la volontà di Dio per questi uomini. Loro sapevano che Dio li aveva mandati e anche se si trovavano in quelle oggettive difficoltà, Dio non li aveva abbandonati. Ma soprattutto, fratelli cari, avete sempre questo pensiero nel vostro cuore, che anche nei momenti più difficili Dio sta progettando per te qualcosa di glorioso e particolare che non sale nemmeno nel nostro cuore e nella nostra mente. Perché noi rispetto a Dio siamo limitatissimi. Ma lascia fare a Dio nella tua vita, che se in questo tempo sta permettendo forse una prova, una difficoltà, aspettati parimenti e forse 100 volte tante che Dio manifesterà la sua gloria nella tua vita. Questa è la certezza, fratelli cari, che noi dobbiamo imparare a guardare oltre quello che noi stiamo vivendo in questo tempo. Questi uomini guardavano oltre quello che stavano vivendo, sapendo che Dio anche in quel contesto non li aveva abbandonati, ma stava operando in modo meraviglioso. E Dio nella tua vita, se tu resti fedele, se continui ad affidarti a Lui, Lui sta progettando, ha progettato già cose meravigliose per la tua vita. Perché dice nella parola di Dio in Geremia che Egli ci conosce prima che noi fossimo formati nel grembo delle nostre madri.
ci conosce già, ci ha conosciuti, ci ha preconosciuti e ha tracciato per me e per te una strada meravigliosa, gloriosa, anche se in questo percorso che noi facciamo è irto di difficoltà. Ma io non ho mai visto nella parola di Dio che Dio ha mostrato la sua gloria senza prima superare difficoltà o prove. Tutti, fratelli cari. Allora se noi vogliamo vedere la gloria di Dio, non ci lamentiamo in questo tempo, ma continuiamo a gridare al Signore, continuiamo ad innalzare inni e cantici spirituali, come dice la parola. Non sarà forse la problematica che sto vivendo in questo tempo a far sì che il nemico possa tappare il mio cuore e le mie labbra da non lodare il mio Dio meraviglioso. Noi siamo qui in questa sera, fratelli cari, perché ognuno di noi è venuto con la certezza del cuore di ricevere risposte da parte di Dio. Io sono il primo e dico: dove vado? Con i miei 1000 problemi, dove vado? Di qua, di là? No! Io vado nella casa di Dio perché il mio Dio, il mio papà, Lui mi aiuterà, mi porterà fuori e io lo loderò con tutto il mio cuore. Non permetterò che la prova che sto vivendo in questo tempo, che stai vivendo, possa far sì che il tuo cuore si possa irrigidire. Non lo permettere. Il cuore di questi servi, fratelli cari, non si è irrigidito, ma anzi ha continuato. E Dio, fratelli cari, ha manifestato la sua gloria. Ma non è finita qui. Perché è vero, sì, dice la parola di Dio, che il Signore ha operato, ha portato in quel luogo un terremoto dove le porte si sono aperte. Ma il progetto di Dio stava prendendo piede, fratelli cari. Stava prendendo piede, il progetto di Dio sta prendendo piede nella tua vita. Anche se tu ti guardi intorno e dici: ma io mi trovo in questa situazione, quale progetto di Dio per la mia vita? C'è un progetto. C'è un progetto per ciascuno di noi, fratelli cari. Perché Dio ha progettato cose meravigliose, opere, dice la parola di Dio, che noi dobbiamo compiere. Opere meravigliose e gloriose che ognuno di noi deve compiere, fratelli cari. E allora dice la parola di Dio che mentre qualcuno cercava di togliersi la vita, Paolo, come se avesse un po' e guardare nel buio, nelle tenebre, guarda questo carceriere che vuole togliersi la vita. Oggi, fratelli cari, noi siamo chiamati a gridare, a dire: non toglierti la vita. Noi siamo chiamati, fratelli cari, come ha fatto l'Apostolo Paolo, perché molti in questo mondo vogliono togliersi la vita. C'è uno spirito di suicidio, fratelli cari, che sta toccando tante anime. E noi siamo coloro che devono gridare: non toglierti la vita. Non toglierti la vita, perché Gesù è la vita. E non è venuto per togliere la vita, ma per darti la vita. E Paolo grida a quest'uomo: fermati. Noi dobbiamo gridare: fermati. Non farti del male. Noi dobbiamo gridare a questo mondo: fermatevi, non fatevi del male ancora di più di quello che vi state facendo. Ma accettate Gesù nella vostra vita. Allora questo carceriere, fratelli cari, ha queste parole: ma che devo fare per essere salvato? Qualcuno gli ha detto: non toglierti la vita. Forse altri prigionieri stavano pregando affinché quel carceriere si togliesse la vita per avere libertà. Invece questi uomini di Dio gridano e dicono: non toglierti la vita, non farti del male. Questa è la Chiesa del Signore che grida al mondo e dice: fermatevi, non fatevi più del male, ma affidate la vostra vita nelle mani di Gesù. E allora vedete che cosa succede? Quest'uomo ad un certo punto dice: che devo fare per essere salvato? E Paolo gli dirà: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. Ma tu ci credi, fratello o sorella? Diciamo: io in questa situazione che sto vivendo, quale salvezza nella mia casa? C'è salvezza nel nome di Gesù. C'è salvezza, fratelli cari. E fratelli cari, Paolo sta dicendo proprio questo: credi nel Signore Gesù, credi solamente e vedrai la gloria di Dio. Quest'uomo ha creduto, fratelli cari, subito, in uno schiocco di dita lui ha creduto, ha preso questi 2 discepoli e li ha portati a casa sua. Li lava le ferite, gli dà da mangiare, ma subito avviene qualcosa di meraviglioso. Scenderanno tutti nelle acque battesimali. Gloria al nome di Gesù. Tutti hanno creduto, tutti, fratelli cari, hanno creduto. Io non so se qui Paolo adesso, come Pietro, ha dovuto fare
una disputa con gli apostoli di Gerusalemme per aver battezzato un carceriere, quindi un gentile. Non lo so, la parola non lo dice. Ma Pietro ebbe questi problemi, vi ricordate? Per aver battezzato nella casa del centurione romano ebbe dei problemi con i capi della chiesa di Gerusalemme. Sapete perché? Perché vedete, la mente, come dicevo, il cuore dell'uomo è troppo piccolo rispetto a quello che Dio vuole fare. Anche qui, Dio lì stava facendo un'opera con Pietro attraverso il centurione, li aveva battezzati con lo Spirito Santo, e i capi della chiesa di Gerusalemme, forse anche Giacomo, il fratello di Gesù, lo ricevettero per comprendere che cosa aveva fatto Pietro. Pietro aveva capito che l'opera di Dio è molto più grande di quella che noi pensiamo e che Dio stava oltre ai giudei, ma stava anche battezzando e liberando e salvando i gentili di cui noi siamo discendenza. E Paolo qui, fratelli cari, fa la stessa cosa. Hanno creduto, Paolo li ha battezzati nelle acque battesimali, li ha fatto scendere e li ha battezzati per la fede in Cristo Gesù. E vedete quest'opera meravigliosa che non finisce qui, perché tu ti aspetti che quest'opera, attraverso questa difficoltà, questa sofferenza, è finita qui. Dio ha fatto un'opera, ha toccato il cuore di questa famiglia. Gloria al nome di Gesù. Ma l'opera di Dio non finisce qui. Questa è la grandezza del nostro Dio, che mentre noi pensiamo che Dio ha finito di operare con noi, forse con una casa, con una famiglia, ma Dio va oltre. Dio va oltre. E quelle tue difficoltà che stai vivendo adesso, quando Dio mostrerà la sua gloria nella tua vita attraverso di te, tu non ti ricorderai più di quello che hai ricevuto, di quello che hai attraversato, perché talmente la gioia che Dio mette nel tuo cuore che non ti ricorderai più di quello che hai dovuto attraversare per portare forse un'anima a Gesù. Non ti ricorderai, perché vedi la gioia nel tuo cuore di aver portato un'anima a Cristo, come ha fatto l'Apostolo Paolo. Ma l'opera di Dio, fratelli cari, vedete, non finisce qui, perché attraverso la conversione del carceriere di Filippi nasce la chiesa dei Filippesi, che nasce su questa sofferenza di Paolo e di Sila. E difatti, chi conosce un po' la lettera ai Filippesi, questa chiesa nasce così, attraverso questo episodio drammatico, dove 2 uomini finiscono in prigione, si converte il carceriere e nasce una chiesa. Paolo dovette scrivere a questa chiesa dei Filippesi per una ragione, fratelli cari, che noi dobbiamo comprendere in questo tempo. Questa chiesa era nata sulla sofferenza di 2 discepoli del Signore, di 2 apostoli. Questa chiesa era nata veramente con un'umiltà incredibile. Ma Paolo dopo poco tempo dovette scrivere una lettera parlando dell'umiltà di Gesù a questa chiesa, perché aveva cominciato con l'umiltà e la semplicità, vedendo da dove erano stati tratti e quell'opera da dove era venuta attraverso la sofferenza di alcuni uomini. Quella chiesa si era inorgogliuta, si era altezzata, si era insuperbita, e Paolo dovette scrivere una lettera proprio irriferente a questa chiesa per far capire le radici di questa comunità. Noi non ci dobbiamo dimenticare, fratelli cari, le radici da cui veniamo tutti noi. Io parlavo, mi sembra ieri, con un fratello, Luigi, che tutti conosciamo, era venuto alcuni mesi fa in comunità da noi, veramente in una condizione veramente senza veramente un ragazzo ansioso, depresso, con tanti problemi, veramente senza una via d'uscita. Poi Dio è intervenuto nella vita di questo fratello. Ieri, mentre ci salutavamo, lui mi diceva, mi ha toccato la parola di questa sera, diceva, sai perché? Perché mi ha ricordato quello che io ero prima e quello che Dio ha fatto per me. E io dicevo, grazie Gesù. E io gli dicevo, non bisogna mai dimenticare da dove siamo stati tratti noi e di quello che Dio ha fatto nella mia e nella tua vita. Noi siamo facilmente dimentichevoli, fratelli cari, di quello che eravamo, tutti noi, io il primo, peccatori. Non bestemmiavo, ma
Se per il mondo ero una brava persona, sicuramente non lo ero. Allora ci dobbiamo sempre ricordare, fratelli cari, di vivere nell'umiltà. Di vivere nell'umiltà come hanno vissuto questi discepoli per portare frutto per la gloria di Dio. Che il nostro cuore, fratelli cari, non si debba mai insuperbire, inorgoglire, come è successo a questa Chiesa. Ricordiamoci sempre da dove siamo stati tratti, da dove veniamo ognuno di noi. Io mi ricordo la mia condizione, la mia situazione, dove il Signore è venuto a cercarmi e ha fatto un'opera meravigliosa nella mia vita. Non perché era più buono degli altri o più bravo, mi ha fatto grazia. Allora, tornando alla parola di questa sera, fratelli cari, io non so come stai vivendo adesso, non lo so, ma ti posso dire attraverso la parola che abbiamo ascoltato in questa sera che se tu continui a rimanere fedele a Dio, ma soprattutto a lodare il Signore con tutto il cuore, Dio interverrà nella tua vita e non ti rimarrà nella tua condizione che ti trovi adesso. Io la condizione non la so, ma ti posso dire una cosa, che il Dio che noi serviamo non ha limiti, non ha barriere. Non mettere limiti a ciò che Dio, anche in questa situazione che vivi adesso, che Dio sta operando. Abbi fiducia, speranza nel tuo cuore. Non vederti intorno e vedi tutto nero o buio e i tuoi pensieri cominciano ad essere negativi. Sii sempre positivo, ma non perché tu sei positivo, perché la tua fiducia è nel Signore, che non viene meno, fratelli cari. Colui che ha fatto il cielo e la terra non viene meno alla sua parola. Allora non farti vincere dal pensiero negativo che stai vivendo adesso, ma continua a lodare il nome del Signore, continua a cantare a Lui, continua a pregare, non fermarti nel predicare l'Evangelo, vai avanti. Dice, ma come faccio con la morte che ho nel cuore? Sì, con la morte che ho nel cuore. Un giovedì di 12 anni fa, il Signore portò via mio padre. Il venerdì la Chiesa si aspettava che io non fossi presente. Il venerdì dopo, il giorno dopo, io ero lì a lodare, a ringraziare Dio con tutto il cuore. Sapete perché? È vero che il Signore, erano finiti i giorni di papà e che il Signore l'aveva portato via, ma c'era gioia, perché proprio negli ultimi tempi della malattia di papà il Signore aveva toccato il suo cuore. E io come facevo a non essere nella casa di Dio il giorno dopo a ringraziare questo Dio meraviglioso che dopo 89 anni aveva avuto pietà di papà? Allora tu loda Dio. Qualsiasi cosa tu stia attraversando, loda Dio. Non ti arrendere, non ti stancare, perché Dio fa delle opere meravigliose, preziose, straordinarie, che non riusciamo a comprendere. E anche in questo tempo, nella tua difficoltà, Dio sta operando. Ma tu ci credi a questo, che Dio ti porterà fuori da questa tua prova, da questa difficoltà? Bisogna credere solamente, fratelli cari, non fare altro. I discepoli non hanno fatto altro, fratelli cari. Stavano lodando il Signore con tutto il cuore, come hanno sempre fatto, sapendo che l'Iddio che servono e che servivano non li avesse rimasti lì. Ed è così accaduto, fratelli cari. Ma soprattutto attraverso questa tua prova, questa tua sofferenza, questa tua difficoltà, ci sarà molto frutto per la gloria di Dio. E tu ti guarderai indietro e ti ricordi, dice, però quella sofferenza, quella difficoltà, quella prova, forse mi ero stancato, ero venuto meno, ma adesso che vedo quello che Dio sta facendo, io ringrazio Dio anche per quel momento, per quel tempo. Ringrazia Dio in tempo e in fuori di tempo. Quando sei giù o quando sei più forte, ringrazia sempre Dio. Noi dobbiamo avere questa attitudine, fratelli cari, se noi vogliamo vedere la gloria di Dio nelle nostre case e nelle nostre famiglie. Se noi vogliamo vedere i miracoli di Dio, bisogna avere questa attitudine. Non avere pensieri negativi come Marta e Maria o i discepoli sulla via di Emmaus, ma abbiamo questo cuore che anche in una prigione legati a catene continuavano a lodare il nome del Signore, sapendo che Dio intervenne nella sua vita. E noi in questa sera, fratelli cari, vogliamo lodare il Signore tutti insieme. Vogliamo alzarci in piedi. Primo, fratelli cari, ricordarci da dove il Signore ci ha tirati fuori. E quindi il mio cuore e il tuo cuore deve essere grato a Dio, ricordandomi di quello che Dio ha fatto per me.
E anche se adesso mi trovo in una prova, in una difficoltà, io continuerò a lodare il Signore e il mio cuore rimarrà semplice e umile, sapendo che il mio Dio che servo, con tutti i miei difetti, in primis, interverrà nella mia e nella tua vita. Io ci credo, ma tu ci credi che Dio salverà te, la casa tua, la tua famiglia? Ma tu ci credi? Dio con te ha iniziato un'opera, con te, attraverso di te, una sola persona. Ma quell'opera continua, fratelli cari, non si ferma più. È come un fiume che continua a scorrere e continua a scorrere. E quel fiume, fratelli cari, non si esaurisce mai, perché la fonte è Gesù. La fonte è Gesù. Dio ha iniziato un'opera nella tua vita, anche in un momento di difficoltà Dio sta operando. Abbi fiducia. Abbi fiducia. E proprio in virtù di questa parola allora lodiamo il Signore con tutto il cuore, essendo gioiosi, sapendo che Dio ci porterà fuori dalla nostra prova che stiamo vivendo. Questa è la nostra gioia, questa è la gioia del popolo del Signore. Questa è la nostra gioia, che Dio interverrà nella mia e nella tua difficoltà. Grazie papà, con tutto il cuore. Sei meraviglioso Gesù, come sempre. E noi vogliamo lodarti ancora. Vogliamo esprimere, Signore, tutta la gioia che noi abbiamo nel nostro cuore verso di te. Quella gioia, papà, che nessuno può rubare dalla nostra vita. Nessuno, papà, perché tu sei la nostra gioia. Tu sei la nostra forza. Tu, Signore, sei tutto per le nostre anime, Signore. E noi vogliamo lodarti, papà. Vogliamo benedirti ancora, Signore. Grazie, papà, per il miracolo, Signore, che già in questa sera abbiamo ricevuto. Perché noi abbiamo ricevuto un miracolo se siamo qui. Siamo dei miracolati, fratelli cari. Noi siamo miracolati, tu sei un miracolato, io sono un miracolato. Perché Dio ha operato nel nostro cuore. Siamo qui in questa sera ad alzare le mani, il cuore, le labbra al Signore e continuare a lodarlo con tutto il cuore. E noi vogliamo farlo tutti insieme. Alleluia. Vogliamo lodare il Signore con tutto il cuore, tutti insieme. Grazie papà, per la tua bontà. A te, oh Dio, affido me stesso con ciò che io sono per te, Signore. Il mondo mio è nelle tue mani e io sono tua per sempre, per sempre. Io credo in te, Gesù. Appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Camminerò con lacrime e gioia, oh fede in te. Dillo, confiderò nelle promesse che sono tue per sempre. Appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò, io credo in te.
ti adoro. Dillo. Io ti adoro, io ti adoro. E ti adorerò. Io credo in te, Gesù. Fai salire la tua voce al cielo. Appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Chiesa. E io ti adoro. Dillo. E ti adorerò, io ti adoro, e ti adorerò. Io credo in Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Alleluia, Signore. Il Signore non chiede, non vuole altro da noi, se non il credere con tutto il cuore nel suo nome meraviglioso. In questa sera il Signore ci invita a credere e a guardare oltre le circostanze che tu stai vivendo. Non guardarti intorno e forse vedi una prigione, vedi una malattia, vedi qualcosa di non positivo. Chiudi gli occhi, prega, canta al Signore in questa sera e vedrai che quelle prigioni intorno a te cadranno, perché Dio interverrà nella tua vita. In questa sera non arrenderti, ma grida a Dio, canta a Lui, prega, con la fiducia e la certezza che Dio interverrà. A te la gloria, Padre, a te la gloria, papà. A te la gloria, papà. Vogliamo stare ancora, fratelli cari, alla presenza di Dio. Chiedi a Dio in questo momento, in questa sera, quale sia la tua prigione. Possono essere tante. Forse paura, forse non riesci a dormire la notte, la paura del domani, la paura della morte. Esci fuori da questa prigione, Dio vuole liberarti. Non vuole più tenerti in quella prigione. Dio vuole tirarti fuori. Chiudiamo gli occhi insieme e ognuno possa mettere davanti a Dio la prigione che sta vivendo, ma soprattutto chiedere a Dio di abbattere quella prigione, quelle mura intorno a ciascuno di noi per donarci libertà. Chiedilo con fede in questa sera e Dio interverrà portandoti fuori da quella prigione che stai vivendo in questo tempo. Credilo e vedrai la gloria di Dio. Credilo. Alleluia. Allora facciamo questo canto ancora. Poi chiedi a Dio in preghiera, chiedi a Dio, grida, inginocchiati, sentiti nella libertà, ma chiedi a Dio di intervenire nella tua vita e liberarti da questo stato in cui ti trovi adesso, perché Gesù è libertà, lo Spirito dell'Eterno è libertà, Dio è libertà. Grazie papà, vogliamo ancora adorarti con tutto il cuore ed esprimerti tutta la gratitudine del nostro cuore in questo tempo ancora, Padre.
Grazie Gesù. Alleluia. Resisterò, confido in Dio, mai mollerò. Quando il mondo cade intorno a noi, resto in piedi, non mi arrenderò. Non mi arrendo mai, mai, mai. Con la fede io andrò lontano, sai. Ogni ostacolo supererò. Non mi arrendo, no, no, no. No, no, no. Quando il buio sembrano finire, coraggio dentro io troverò. Le mie forze solo in Lui le avrò, e ogni dubbio lo supererò. Non mi arrendo mai, mai, mai. Con la fede io andrò lontano, sai. Ogni ostacolo supererò. Non mi arrendo, no, no, no. Non mi arrendo mai, mai, mai. Con la fede io andrò lontano, sai. Ogni ostacolo supererò. Non mi arrendo, no, no, no. Ogni sogno si realizzerà se nei momenti duri crederai, nel suo amore troverai la via. Non mi arrendo mai, mai, mai. Con la fede io andrò lontano, sai. Ogni ostacolo supererò. Non mi arrendo, no, no, no. Con la fede io andrò lontano, sai. Ogni ostacolo supererò. Non mi arrendo, no, no, no. Alleluia. Noi non ci arrendiamo. Noi continuiamo a servire il nostro Dio meraviglioso, lodando e benedicendo il suo nome meraviglioso. E proprio perché non ci arrendiamo, fratelli cari,
Noi vogliamo pregare per questi casi di bisogno che ci arrivano da casa, dal web, che chiedono preghiera, e noi vogliamo pregare per loro, fiduciosi e certi che Dio interverrà in ogni difficoltà che questi nostri fratelli e sorelle stanno attraversando. E quindi insieme come Chiesa vogliamo pregare per Anna, che chiede preghiera per la sua vita, Chiara per il perdono dei suoi peccati. Dio perdona i peccati di questa nostra sorella, perché tu hai portato sulla croce anche i suoi peccati, Signore. Marco per insonnia e sensi di colpa. Signore, libera Marco da questa prigione dell'insonnia e dai sensi di colpa, Padre. Ciro per conversione, Davide per nuove forze, Fernanda per guarigione, famiglia Cesaro per nuove forze, Anna Leone per nuove forze, Vincenzo per conversione, Maria per riconciliazione con suo marito, Saveria per il suo matrimonio, Christian per riconciliazione e Benny per le scelte giuste. E le scelte giuste sono fatte sempre in Cristo Gesù. Grazie papà, benedici questi cari, Signore, che si sono affidati alle nostre preghiere. Intervieni con mano potente come sei intervenuto nella vita di questi discepoli, intervieni nella vita di questi nostri cari che stanno chiedendo e gridando a te. Li mettiamo davanti al trono della grazia tua e ti ringraziamo per ogni miracolo che tu donerai. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Ora so che c'è una preghiera anche per un bambino. E noi come Chiesa vogliamo pregare per questo bambino. Qual è il suo problema? Alleluia. Allora come Chiesa noi vogliamo pregare per Jordan, questo piccolo fanciullo che ha qualche difficoltà, noi la mettiamo davanti al trono della grazia di Dio. Caro Padre, ancora in questa sera, Signore, noi come Chiesa, come tuoi figli, come popolo tuo, vogliamo pregarti per Jordan, questo piccolo ragazzo, Signore. Vogliamo pregarti per questa insufficienza respiratoria, Padre, che sia debellata nel nome di Gesù e che lui possa respirare adesso normalmente, sapendo, Padre, che tu hai debellato, Signore, ogni impedimento, che possa respirare in modo tranquillo e sereno, Signore. Benedicilo questo bambino, Signore, ti ringraziamo per questa guarigione che tu hai elargito alla sua vita e vogliamo pregarti, Signore, anche per la sua crescita, che le sue scelte, le sue vie saranno fatte sempre in te, nella tua parola. Fallo crescere forte e sano, Signore, noi lo affidiamo a te con tutto il cuore, in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Alleluia, come si chiama questo bambino? Luigi, quanti anni fai Luigi? 7 anni. Allora vogliamo pregare anche per Luigi. Signore Dio nostro, vogliamo ancora pregarti per questo piccolo fanciullo. Questa è una serata dei piccoli fanciulli, Signore. E tu hai detto nella tua parola, lasciate che loro vengano a me. E noi li veniamo, Signore, li portiamo davanti alla tua meravigliosa presenza e li affidiamo nelle tue meravigliose mani. Ti preghiamo per Luigi, per i suoi 7 anni, ma ti preghiamo, Signore, per gli anni che tu hai donato alla sua vita, che possano essere spesi annunciando l'Evangelo ed essendo un tuo servo. Benedicilo Luigi, preservalo dal male, da ogni apparenza di male. Noi lo affidiamo a te con tutto il cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Alleluia, il Signore è buono. Amen, alleluia. E noi vogliamo ringraziarlo ancora con una preghiera per tutto quello che ci ha donato in questo giorno, ma soprattutto per questa serata che ci ha visto impegnati nella sua casa. Grazie papà. Signore Dio nostro, caro Padre, ancora al termine di questo giorno, di questa sera, noi vogliamo dirti grazie con tutto il cuore, papà. E veramente vogliamo dirti grazie per questa gioia meravigliosa che tu hai messo in noi e che solo tu potevi mettere e che nessuno può rubare, papà. Perché è una gioia, Signore, nel sapere, Padre, che tu sei con noi, Padre.
Questo ci dà forza, ci dà gioia, Signore, ci dà coraggio di continuare, Signore, a vincere ogni battaglia, ma soprattutto ti ringraziamo per la tua parola in questa sera, che ancora ci ha ricordati, papà, che anche quando pensiamo che tu sei lontano da noi, attraversando delle difficoltà, tu stai operando in modo meraviglioso e ci porterai fuori da ogni difficoltà, da ogni prova, da ogni tempesta, perché come hai agito con i tuoi discepoli, così agisci con quanti gridano a te. E noi in questa sera ci siamo affidati alla grazia tua e ti ringraziamo per la guarigione e la libertà ricevuta con tutto il cuore in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti.